bandiera nera dell'ISIS che campeggia sulla Basilica della Madonna della Salute a Venezia, il fotomontaggio che circola sui social vicino allo Stato islamico inquieta la città a poche settimane dal Natale. Indagini serrate della polizia per capire la provenienza e la destinazione degli ordini trovati in auto a un 54enne di Stra, bombe troppo potenti solo per far saltare bancomat. 9 migranti scoperti all'interno di un carro merci ferroviario proveniente dalla Serbia e diretto a Cuneo, ieri sera il gruppo Soccorso ad Altavilla Vicentina. Continua a far discutere la presa di posizione del sacerdote padovano Don Luca Favarina sui presepi ai migranti, intanto il religioso finisce vittima di uno scherzo della trasmissione radiofonica La Zanzara e confessa il vescovo è molto arrabbiato. Quasi 2 milioni di euro raccolti nel conto corrente aperto dalla Regione per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo. Il governatore Zaia dice questo è il grande cuore dei Veneti. Anche gli imprenditori del Veneto e del Nord-Est ieri a Torino per firmare il manifesto delle infrastrutture e dire sì alla TAV e alle grandi opere. Ultimatum al governo. Una canzone contro i bulli e il bullismo, l'idea di un insegnante di una scuola media a San Vendemiano, il debutto durante il concerto di Natale del 22 dicembre. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è dunque in primo piano. A poche settimane dal Natale si riaffaccia la questione terrorismo e l'allarme che la soglia si alza nuovamente, soprattutto in città come Venezia, che sono simbolo della cristianità. E dunque c'è una foto, c'è un'immagine, un fotomontaggio che circola sui social vicini allo Stato islamico, al califfato dell'ISIS, che inquieta molto e in qualche modo ovviamente riaccende la questione sicurezza a Venezia. Ce ne parla da Venezia Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia. L'ISIS minaccia la città diffondendo un fotomontaggio in cui si vede una bandiera nera sulla Basilica della Madonna della Salute. C'è un terrorista armato in primo piano pronto a colpire ed è proprio rivolto verso la Basilica, i canali della città, i palazzi storici veneziani e si legge Shahada la ilaha illallah, ossia non c'è divinità se non Allah. Ciò che preoccupa è che si tratta della prima volta che Venezia, da sempre considerata un obiettivo sensibile, viene presa direttamente di mira dalla propaganda antioccidentale. A scovare questa immagine sono state delle agenzie americane specializzate proprio nel monitoraggio dei mezzi di comunicazione dei fondamentalisti. Si tratta di un fotomontaggio diffuso tra la fine di ottobre e i primi di novembre, anche su blog e siti attestati all'estero, spiega una fonte investigativa, che però rassicura. L'allerta è sempre alta, Venezia è un possibile obiettivo alla pari di molti altri centri nevralgici del nostro paese. Insomma, l'esistenza dell'immagine sarebbe già nota alla nostra intelligence, ma gli esperti tendono ad escludere che possa far riferimento a un ben preciso piano di attacco al cuore del Veneto. Naturalmente questo non lascia certo tranquilli, soprattutto perché ormai mancano poche settimane al Natale, però da quello che dalle prime fonti, da quello che viene detto, sembra che al momento la situazione sia sotto controllo. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Immagine davvero inquietante quella che abbiamo visto, e inquietante il ritrovamento della Polizia Stradale di Verona nei giorni scorsi quando hanno bloccato un 54enne originario del Trapanese, lo abbiamo raccontato ieri nel telegiornale di Venezia, residente a Stra, questo 54enne, mentre viaggiava in A4 in direzione Venezia con 3 bombe in auto. A incastrarlo sono state problemi relativi a multe pregresse non pagate, quindi hanno portato all'attenzione degli agenti la sua vettura. Si tratta quasi certamente di un corriere. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi sulla provenienza e la destinazione finale di queste 3 bombe che incautamente teneva in auto, una da poco meno di 1,5 kg di polvere pirica, altre 2 comprese tra i 700 e i 600 grammi, tutte innescate ma non collegate a telecomandi presenti nella vettura. Gli artificiali hanno appurato che tali bombe erano state preparate da una persona esperta che quindi ne ha curato l'innesto elettrico, i telecomandi e la elaborazione, ed è un quantitativo, secondo gli investigatori, che sarebbe troppo potente per far saltare i bancomat. Una delle ipotesi ovviamente è quello dell'utilizzo per far saltare i bancomat, e quindi potrebbe essere stato usato, doveva essere forse usato per qualcos'altro. È su questo che stanno indagando ovviamente gli agenti di polizia per capire appunto quale potesse essere sia la provenienza, la richiesta, sia ovviamente la destinazione. Ancora indagini, ancora sicurezza, questa volta però parliamo di furti, e i carabinieri che a Padova bloccano
5 persone, ne arrestano 2 per furti a raffica appunto nelle case. Una pistola sotto il tappetino dell'auto, finta ma perfettamente identica all'originale, un piede di porco e dei guanti. L'intuizione dei carabinieri a un posto di blocco a Ponte di Brenta ha permesso di denunciare 3 giovani, un 21enne di Villafranca Padovana e 2 diciottenni, albanese uno, moldavo l'altro, irregolare. Visto il nervosismo dei ragazzi, i carabinieri hanno perquisito l'auto ed è nata così la convinzione che si tratti di potenziali ladri che erano in procinto di commettere qualche colpo. Nelle stesse ore, sempre i carabinieri hanno denunciato altri 2 giovani di 22 e 24 anni, sospettati di aver svaligiato la casa di una cinese a Legnaro. A incastrarli sono state le telecamere e 2 uomini sono stati arrestati, scoperti a rubare in un cantiere. Un gruppo di migranti che viaggiava all'interno di un carro merci ferroviario proveniente dalla Serbia, diretto a Cuneo, è stato soccorso ieri sera nei pressi della stazione di Altavilla Vicentina lungo la linea Venezia-Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti all'interno del carro merci che trasportava cereali e hanno soccorso 9 persone portandole subito all'esterno, dove sono state assistite dal personale del SUEM 118. Secondo le prime informazioni non sarebbero in condizioni preoccupanti. Sono stati ispezionati tutti i 27 vagoni del treno merci, escludendo che vi fossero altri migranti a bordo. E di migranti ha parlato nella sua provocazione don Luca Favarin, il giovane sacerdote padovano finito nell'occhio del ciclone nelle ultime ore. Ricorderete, abbiamo raccontato ieri, ha detto non fate i presepi se non accogliete i migranti, una frase che ha scatenato il dibattito ancora una volta sui presepi, un dibattito acceso, ed è finito talmente nell'occhio del ciclone da essere anche vittima di uno scherzo radiofonico. Sentiamo. Pronto? Pronto? Papa Francesco, che emozione! Sì, Don Luca? Mamma mia, sono io, sì, sono io. L'emozione di Don Luca Favarin è vera, ma la voce di Papa Francesco dall'altro capo della cornetta è falsa. La telefonata al sacerdote padovano, in questi giorni al centro di vivaci polemiche dopo l'annuncio di non voler allestire il presepio per denunciare l'ipocrisia di chi lo fa e poi dice no all'accoglienza profughi, non parte dal Vaticano. È uno scherzo organizzato dallo staff della trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio 24. Il finto pontefice riprende con garbo ma con fermezza Don Luca, che pensando di parlare col Papa vero rivela un particolare inedito. Un parroco non deve parlare così. Il presepe è una tradizione cattolica importante, un simbolo sacro. Anche il vescovo si è molto arrabbiato, il vescovo si è molto arrabbiato. Immagino. Molto arrabbiato. Dalla diocesi di Padova non è mai arrivata una presa di posizione ufficiale sulle dichiarazioni di Don Luca, sulle quali sono comunque intervenuti diversi. Un piccolo problema tecnico sul servizio, intanto noi andiamo avanti per parlare della raccolta di fondi, delle donazioni dei veneti per la montagna colpita soprattutto ovviamente dal maltempo, ma non solo, e ha già quasi raggiunto i 2 milioni questa gara di solidarietà di cittadini e aziende che hanno versato un contributo sul conto corrente della Regione, lo stesso che vedete in sovraimpressione nei nostri telegiornali. All'ultimo conteggio effettuato, infatti, il montante dei contributi aveva raggiunto quota 1.944.149 euro con 13.525 versamenti e di questi 11.668 al di sotto dei 100 euro. Il grande cuore dei Veneti, ha sottolineato il presidente Zai, si sta manifestando ogni giorno con generosità commovente, rappresentato in egual misura anche da grandi aziende che hanno versato migliaia di euro, ma anche da gente comune che ha donato ciò che poteva. Ecco le tante donazioni sotto i 100 euro. Ognuna di queste persone, conclude il governatore, stringo simbolicamente la mano con gratitudine. C'è la corsa solidaria, c'è anche la volontà dei veneti e soprattutto delle popolazioni della montagna, la stessa che ha portato a di fatto ricostruire l'acquedotto di Rocca Pietro in appena 23 giorni. Un'opera, ripeto, straordinaria, che credo sia un record nazionale, che è appunto l'acquedotto nuovo di Rocca Pietro, che ci permette di avere l'acqua nelle case, un bene assolutamente primario.
Non nasconde la soddisfazione e l'orgoglio il sindaco De Bernardin per quello che definisce un record nazionale. Appena 3 settimane per progettare e ricostruire l'acquedotto di Roccapietore, distrutto dal maltempo di fine ottobre. Per il paesino, diventato il simbolo della devastazione, la realizzazione della nuova opera è un passo in più verso il ritorno alla normalità. Un'opera pubblica che scongiura l'evacuazione di un'intera vallata alpina. Il primo cittadino ringrazia la società che gestisce il sistema idrico e le 6 aziende incaricate che per completare l'opera in tempi record hanno lavorato anche di sabato e domenica. È stato capace di portare a termine in un tempo assolutamente straordinario, sono 23 giorni di lavoro dove si è fatto un vero e proprio nuovo acquedotto lungo più di 2 chilometri, con materiali di assoluta qualità e operando in condizioni sicuramente non facili, perché qui ha nevicato. È un tracciato completamente nuovo, quindi progettato e portato a termine nell'arco di 3 settimane. Un orgoglio dunque non solo per Roccapietore, ma per tutta Italia. Un'opera pubblica straordinaria, un'opera pubblica che dimostra che anche in Italia si possono fare le opere bene e in assoluta celerità. Di montagna ha parlato stamattina, ringraziando i veneti, il governatore Luca Zaia, che è anche commissario per l'emergenza maltempo. Di medici invece ha parlato ieri dall'ospedale di Bassano, lanciando un allarme. SOS medici e chirurghi, sentite quanti ne perderemo nei prossimi anni. L'allarme è stato lanciato in giornata da Bassano dal governatore del Veneto Luca Zaia. Senza ricambio l'emorragia potrebbe essere pesantissima. Guardi, questo è il vero tema, è l'attualità di oggi, cioè il fatto che mancheranno 56.000 medici e il fatto che dobbiamo chiedere al governo di fare dei provvedimenti urgenti affinché i nostri ragazzi che sono all'università vadano direttamente in corsia. Non possiamo ancora bloccarli per 2 o 3 anni per la scuola di specializzazione, perché altrimenti finisce che medici non ne abbiamo veramente più. 1.500 professionisti a livello nazionale già nei prossimi mesi potrebbero andare in pensione con quota 100. Questa è la vera emergenza dunque. Zaia tira in ballo il numero chiuso ai test d'ingresso per medicina e dice: non si può giudicare se uno è un bravo chirurgo chiedendogli di che colore era il cavallo bianco di Napoleone. La selezione deve avvenire con gli esami e in corsia. E poi c'è la questione del contenzioso medico-legale. Sempre più giovani optano per altre specializzazioni perché c'è un concreto rischio di finire in un'aula di tribunale. E qui Zaia lancia un appello: rispettate medici, infermieri e operatori sanitari. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, basti pensare, se noi cittadini continuiamo tutti a pensare che ogni volta che qualcuno ti eroga un servizio guardi e cerchi di capire se puoi fargli causa per un aspetto di quel servizio, finisce che gli ospedali si svuoteranno. I cittadini non hanno capito, se continuiamo a pensare che dall'altra parte del banco il medico sia un delinquente, che l'infermiere si comporti male o quant'altro, finirà che a forza di cause, ormai abbiamo gli uffici degli avvocati davanti agli ospedali, finirà che svuotiamo gli ospedali. Poi andremo a curarci in giro per il mondo, immagino. Allora parliamo dei parlamentari del nord-est e dei loro redditi, perché è scaduto il termine per diffondere sul web le dichiarazioni patrimoniali e sono un terzo tra senatori e deputati, parliamo del nord-est, non ha diffuso ben un terzo non ha diffuso i propri dati, quindi su 95 eletti 65 li hanno divulgati almeno in parte, 30 invece nulla. I 2 paperoni del nord-est tra i parlamentari sono in assoluto l'avvocato Nicolò Ghedini di Forza Italia con oltre 2 milioni di euro di reddito dichiarato, e tra le donne la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati con poco più di 400 mila euro. Questi i paperoni del nord-est, secondo poi le dichiarazioni che sono arrivate, che abbiamo visto incomplete. A proposito invece di governo, un altro segnale dagli imprenditori e non solo dal nord-est, ieri a Torino, con il ritrovo degli imprenditori di tutta Italia per firmare il cosiddetto manifesto delle infrastrutture per lo sviluppo. Lo vediamo, c'erano ovviamente anche gli imprenditori del Veneto, Matteo Zoppa, presidente di Confindustria Veneto, in testa, hanno riaffermato la necessità di opere come la TAV, le grandi opere, e la necessità del fatto che la crescita è la vera alternativa e non c'è alternativa alla crescita. Un messaggio chiaro è questo al governo, un messaggio chiaro anche dopo
che Luigi Di Maio era stato nei giorni scorsi in Veneto e sembrava esserci qualche apertura per quanto riguarda un dialogo con gli imprenditori. È un dialogo invece che resta ancora infuocato. Lo testimonia anche quanto accaduto ieri a Ring. Era ospite tra gli altri Paolo Armenio di Confindustria Venezia Rovigo, era insieme a Elena Donazzana, assessore regionale al lavoro e all'istruzione del Veneto, Antonio Bressa del PD e il senatore Giampaolo Vallardi della Lega. Un confronto acceso tra Vallardi della Lega e l'imprenditore Paolo Armenio, ma poi vediamo anche un passaggio su quello che potrebbe essere il futuro di Elena Donazzana, che come sappiamo è sempre più lontana da Forza Italia. Vediamo. I centri per l'impiego non sono i centri per l'impiego della Regione Veneto, stiamo parlando dei centri per l'impiego dell'Italia. Esatto, sì. Bene, ma secondo voi, e qua ci guardiamo tutti in faccia, siamo in grado per aprile, quando è che diamo il reddito di cittadinanza, a aver messo a regime questa macchina qua per poter distribuire il reddito di cittadinanza? Pur partire. No, non possiamo permetterci, cioè attenzione, è quello che diciamo. se io ho il serbatoio bucato dalla macchina, continua a buttare dentro benzina, ma saremmo dovuti partire con gli strumenti che già avevamo. Ma penso che neanche la Elena onestamente riesce a partire con un centro per l'impiego attrezzato da qui ad aprile. In questo io sono più realista del re. Abbiamo detto che non riuscirebbe con questa riforma. Abbiamo già detto che non parte subito, abbiamo già detto che non parte subito, non ce la si fa, bisogna anche essere realisti, si partirà primavera e estate del prossimo anno. Impossibile, se ce la facciamo. Mi avete raccontato che serve anche per far ripartire un po' di economia il reddito di cittadinanza? Assolutamente sì. Bene, perché comunque mi mettete in tasca. Assolutamente, prima possibile, assolutamente sì. Ma è l'equivalente agli 80 euro d'estate. Ma infatti, cioè, non vanno a finire da nessuna parte. Io capisco che chi è sulla soglia di povertà debba essere aiutato e subito. Anche perché i comuni non hanno più la forza e ci piace l'idea che debba trovare un lavoro e non sia solo e non che sia lì a guardare esatto. Punto. Ecco, e oggi non siete il governo oggi non è in grado di poter mettere in moto una macchina del genere. Si sente più vicino alla Lega? No, passa la Lega dopo non aver rinnovato. Ci pensa. Allora, Salvini per me è l'unico leader attualmente in circolazione, questa è un'affermazione. Che ha una conseguenza. Dialogate, non so. Ho visto poi la sua intervista, lei ha detto di non aver rinnovato la tessera, ha detto di lavorare per Zaia, esatto, questo l'ha detto. Come lo dice così? È la cosa più importante. No, certo, però cerco di riepilogare tutto per quel che magari non abbiano letto, seguito tutto. Ma ho sempre detto che in politica la coerenza dovrebbe avere un senso, almeno per me ha un senso. Sono loro non coerenti, lei dice, Forza Italia. Forza Italia abbastanza disorientante, decisamente disorientante. Quello che sento quando si giustifica una presa di posizione sulla manovra economica, che avrebbe invece, Forza Italia avrebbe dovuto essere il megafono delle istanze, magari di un mondo imprenditoriale ed economico che oggettivamente critica le posizioni di questo governo, che è una aggregazione abbastanza innaturale, dove si assume il massimo del consenso sui temi della sicurezza e dell'immigrazione, il massimo, e il minimo, comunque la fragilità sul nostro territorio, nel nord Italia, sull'economia. Adesso Lelei e Giorgetti, quindi siete lasciate il simbolo, com'è la questione? Perché poi lo possano costituire il gruppo Conte. No, come funziona da questo punto di vista? Noi siamo eletti in una lista che era Forza Italia. Sì. E questa lista ha fatto un accordo su un programma di governo con il presidente Zaia. Noi abbiamo da un anno circa aggiunto alla Forza Italia, cioè la lista per cui siamo stati eletti, una aggregazione ulteriore che si chiama Alleanza per il Veneto. Quindi noi, come abbiamo detto qualche mese fa, andiamo fino in fondo. Chiaro. Bene. E poi si andrà a elezioni. Noi invece andiamo in pubblicità, pochissimi istanti. Rieccoci in studio in diretta a Treviso adesso, dove oggi di fatto finisce l'era De Poli per Fondazione Cassamarca. Questa mattina alle 9:30 ultima apparizione come presidente della Fondazione Cassamarca per Dino De Poli,
Una giornata storica, è finita un'era dopo ben 25 anni. Una mattina che prevedeva all'ordine del giorno del Consiglio di indirizzo la scelta dei successori nelle 7 terni degli enti sociofondatori. I 9 nuovi consiglieri, già prima di Natale, ultimo iter di controllo sulle candidabilità e sulle compatibilità dei prescelti, e poi si eleggerà il nuovo presidente. Insomma, a Natale si avrà il nome, anche se tutto sembra ormai deciso. Caspineda, Giampaolo Gobbo ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla poltrona presidenziale. Resterà in CDA in un ruolo chiave, lasciando la presidenza a Luigi Garofalo, l'avvocato consulente legale di Fondazione. E dalla Marca, da San Vendemiano, arriva la prima canzone anti-bulli, anti-bullismo, l'ha ideata un insegnante. Il bullismo è un fenomeno che nelle scuole continua a preoccupare, una piaga difficile da debellare. Così un insegnante delle scuole medie di San Vendemiano ha realizzato una canzone antibullo. L'idea è nata dal direttore di coro e pianista Giuseppe Borin, 55 anni. Testimonianza di come i docenti si trasformino in cantautori per insegnare attraverso la musica e l'educazione civica ai propri alunni. Il titolo Un amico, parole che hanno colpito i ragazzi, la musica li ha fatti ballare, le parole riflettere. Mi piaceva fare qualcosa per affrontare questa emergenza sociale in maniera insolita, spiega l'insegnante, e la musica offre sempre grandi risorse. Doveva essere un brano molto orecchiabile ed ovviamente nelle loro corde, anche il testo adatto ai ragazzi di prima media. Così è venuta fuori la storia di Johnny, l'amico che capisce e difende. Borin l'ha fatta sentire ai suoi studenti ed il successo è stato immediato. Il debutto ufficiale della canzone avverrà nel concerto di Natale il 22 dicembre. Ancora a scuola, ma per parlare del primo corso di lingua e cultura veneta, è a Arzignano a fare da apripista. Riduttivo, se non improprio, parlare di corsi di dialetto, meglio percorsi di lingua e cultura veneta per le scuole. È il corso in 7 lezioni partito alla scuola secondaria di primo grado Ettore Motterle di Arzignano. È stata una lezione molto partecipata, sono stati attenti, curiosi, come è giusto che sia per un progetto di questo tipo. Corso per corso attentamente studiato con l'Accademia della Buona Creanza. E andiamo un po' a riscoprire quelle che sono le nostre radici, non soltanto linguistiche ma soprattutto storiche, quindi che poi sono il nostro passato, e insomma per andare avanti dobbiamo anche sapere chi siamo e cosa siamo stati. Già alla prima lezione il tema era chiaro: chi sono i veneti? Introduzione storica, che con tanto di fascicolo a colori ne traccia a grandi linee l'evoluzione storica, anche perché le nostre radici, i nostri valori, che non dobbiamo assolutamente, di cui non dobbiamo avere nessuna vergogna, perché non c'è niente, anzi abbiamo un passato glorioso, e secondo me i ragazzi devono conoscerlo, devono scoprirlo. L'iniziativa di per sé fa discutere in paese. No, non mi sono fatta ancora un'idea, però mi piacerebbe che ci fosse il dialetto vero, non questo dialetto corretto che mi fa schifo, e l'italiano, si parlassero tutti e due. Sono italiano e parlo italiano, no dialetto veneto. Però adesso lo insegnano a scuola. No, anche questa è una spesa che il comune fa non appropriata. Scelta che il comune ha appoggiato per passione del sindaco Gentilini sulla scia di un'imminente autonomia della regione Veneto, e che andrà anche oltre il percorso scolastico. Abbiamo riscoperto e stiamo riscoprendo dei vocabolari completi, li stiamo studiando, dei cultori di lingua veneta, e credo che li sponsorizzeremo all'inizio dell'anno prossimo. Ho già sposato l'idea di un convegno che si terrà in primavera, a marzo, proprio di lingua veneta, proprio per riscoprire tutto il nostro passato. È martedì oggi e quindi a ore 13 fra pochissimo si parla di salute. Parleremo di patologie dell'orecchio, prevenzione, diagnosi e cura con Cosimo De Filippis, direttore unità operativa audiologia e foniatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso, e Daniele Frezza, direttore unità operativa chirurgia dell'orecchio, sempre dell'ospedale Cafoncello. Questa sera invece a 20:10 per tornare a parlare di migranti, e il tema è caldo, e di decreto sicurezza con il professor Antonio Silvio Calò. Lo ricorderete, professore trevigiano che i migranti li ha accolti in casa ormai da 3 anni. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
Fresco e vario, i surgelati di prima qualità vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, bel tempo dunque sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e decisamente soleggiato, un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Possibili locali foschie al mattino, spesso persistenti. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti il cielo risulterà più coperto al mattino ma senza precipitazioni. Ampiamente soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 3 e 7 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 13 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia nella prima parte della giornata sui settori di confine. Ampio soleggiamento altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 6 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e vario, i surgelati di prima qualità vi augurano buone feste.